E l'entrata è dedicata a Stefan Basson per le sue 100 presenze nel campionato d'eccellenza. Cici Basson è arrivato 6 anni fa, nel primo anno dell'era Bunello, è ancora con noi dopo 6 stagioni. Entrano le formazioni in campo. Quinta giornata d'eccellenza 2012-2013. Siamo a commentare questa sfida qui al Maurizio Quaggio di Mogliano fra Vea, FMCZ, Rugby Rovigo Delta, in tenuta ovviamente rosso-blu, e in quella bianco-blu il Marchiol Mogliano. A gestire l'aspetto tecnico di questa telecronaca con noi Maurizio Bordini. Ciao Maurizio, benvenuto. Buonasera. Allenatore Under 23, è già stato con noi in trasmissione qualche settimana fa. Fa molto piacere averti con noi. All'introduzione lucchese esce il pallone per Swempol, questa terza linea che può giocare anche seconda sudafricana. Apre il gioco Mogliano, c'è un buon placcaggio subito in mezzo al campo, il pallone ancora a disposizione, ma c'è la pressione di Montariol. Parte Stefan e arrivano i primi 3 punti per la Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta dell'allenatore di Treviso. Parte Canale ed è rumors che arrivano dalla tribuna di fronte a noi. C'è il pareggio, 3 pari. Calcio molto semplice per il suo piede, però riparte il Rovigo. Duca, c'è forse un fuorigioco di Pavanello, c'è l'incrocio con Aaron Persico, alimenta l'azione con Stefan apre per Duca, attenzione, potrebbe andare all'aperto con Giovanniker che rompe il primo placcaggio, potrebbe rompere anche il secondo, il rientro di Giovanniker, bravo giù i suoi chili e la sua potenza si sente. Ancora Rovigo, Wilson per Jeff, forse un po' isolato, ma arriva anche il sostegno di Aaron Persico. Rovigo, Stefan Basson cambia tutto ancora per Luke Mahoney, cerca per le vie centrali verticalmente, vuole andare a sondare quella che è la difesa del Mogliano, il pallone purtroppo scivola, ma c'è un fuorigioco. Proprio stamattina andavo, intanto parte Stefan Basson al piede. Yes, sì, pareggio 6-6. Il pilone del Mogliano, Mago Canale apre, ma c'è l'intercetto di Davide Duca, vai Davide in mezzo ai pali, ed è la meta della Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta, intercetto di Davide Duca. Stefan Basson va alla trasformazione sotto i pali, molto semplice, per cui quando siamo al 23esimo la Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta conduce qui al Maurizio Quaggia per 13-6. Mago Canale si prende il proprio tempo, parte e il calcio è buono, per cui 13-9 quando siamo al 28esimo. Mischia sui 22, introduzione Stefan Basson, Dema il pallone fra i piedi. Questo è un calcio come Rovigo, perfetto. Sì, molto bene Rovigo. Stefan Basson al calcio, molto bene, la mette. Mago Canale centralmente e centra i pali. Ammonizione per Tumiati e relativo calcio e trasformazione di Mago Canale. Pallone ancora nostro, Stefan Basson per Datola in corsa, molto bene, ottimo linea di corsa per il pilone calabrese. Ancora Mickey Wilson, deve arrivare il sostegno, peccato, però il pallone è dato indietro, c'è un placcaggio non rilasciato per il +4 e Davide non la sbaglia e saluta anche lui Ciano Bovo, come dicevano qua dalle tribune. Speriamo una buona piattaforma. Yes, molto bene la prima linea. Parte Stefan e dalle urla della tribuna opposta noi dicono che c'è. Qui è importante il possesso, ragazzi. Il pallone è nostro, Andrea De Marchi starà tra i piedi ed è meta tecnica Rovigo, bravi ragazzi, è quello che serve. Se lo sentivano, Maurizio, per cui era giusto così. Bravo Beppe, ottima scelta, bravissimo. Ottimo Bibi, ottenere il massimo possibile da questa opzione. Stefan Basson va a calciare e andiamo 29-15 quando mancano 2 minuti. Meta tecnica del Rovigo, è sempre raro vederle, è sempre un piacere vederle. Il flanker padovano al largo per Ceccato che quasi sfugge
a Pedrazzi mette tutta la sua esperienza e ci impossessiamo dell'ovale con Bach. Ottimo, qua potremo calciarlo fuori e la partita dovrebbe essere finita secondo i nostri calcoli. E Stefan è quello che fa, se lo porta via e la scaglia direttamente a Jesolo. Finisce la partita qui a Mogliano, la VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta vince in casa del Marchiol Mogliano per 29-15. Grazie Maurizio per la tua assistenza. Grazie a voi.